Ascolta Paolo, io da te voglio sapere, per te, chi è Cicci Tumasa? Cosa rappresenta? Ma per me rappresenta un esempio di libertà per la nostra isola. È una figura che sicuramente ha anticipato modernissima, cioè modernissima forse nei, nei tempi suoi, sicuramente quando lui ha scritto, quando lui insomma, si è manifestato, non è stato riconosciuto abbastanza, cioè è stato sicuramente oscurato Mm. soprattutto dalla politica. Il suo è stato un messaggio chiaramente poetico, culturale, cioè, è un messaggio molto forte che a noi piace tanto. Mi stavi parlando, insomma, del fatto che Cicci Tumasala comunque non sia stato compreso appieno nel suo tempo, forse anche perché magari troppo avanti, nonostante lui poi avesse anche un modo di comunicare molto semplice, perché voleva proprio farsi capire da tutti. Ma poi era la bellezza del suo linguaggio finissimo, ma cioè, è comprensibile a tutti, no? Questa sua libertà anche nell'esprimersi, un linguaggio popolare, ma allo Sì. stesso tempo un linguaggio colto della cultura popolare, perché la cultura popolare è ricca. Certo. Ascolta, ma che tipo di Sardegna? Perché poi, sai, Cicci Tumasala è stato accusato di essere uno legato solo alla tradizione, al vecchio, di volere tutto fermo, quando invece poi in realtà questo è assolutamente sbagliato. Secondo te, che tipo poi di Sardegna immaginava o avrebbe voluto vivere? E che tipo di Sardegna poi alla fine ci auguriamo anche noi di vivere in futuro. Ma la Sardegna che vuole Ciccio Masa, io penso che sia la Sardegna che in tanti vogliono, però purtroppo il fatto di sentirsi vinti, capito? Perché poi cioè, ti costringono, sei oppresso da mille problemi, poi sai, la vita, alla fine ognuno ha la sua famiglia, i Sì. bambini, problemi che può portare la vita quotidiana, cioè se uno parte con un'idea rivoluzionaria, poi piano piano, capito, cioè, va in pensione molto in fretta questa idea. Però non bisogna essere convinti di non essere vinti, e questa è la convinzione bisogna mantenerla, perché insomma, poi alla fine, se vogliamo bene ai nostri figli, Cioè, alle generazioni future, dobbiamo pensare che così non è possibile, perché siamo in mano a quattro scimuniti, io li chiamo in maniera proprio così, perché poi alla fine tanto i soldi non si possono mangiare, la ricchezza è quella di star bene, mm, vivere in un mondo pacifico, in un mondo di pace. Noi dobbiamo iniziare dalla Sardegna, noi viviamo qui, capito? Cioè, quindi, ed è il mondo, perché il mondo è sempre più piccolo, però noi nel nostro piccolo spazio dobbiamo iniziare a fare la nostra parte, essere mentalmente autonomi, capito? E non dipendere cercare di slegarci da queste idee, da tutto questo modello fasullo che piano piano la gente si accorge, però dobbiamo fare in modo che non sia troppo tardi, perché il problema è sempre quello. bene Paolo, grazie, Ma grazie a ti te, ciao, salutiamo, ciao, a presto. ciao.